Proseguiamo sempre con argomenti molto interessanti e con il prossimo ospite. Il prossimo ospite è particolarmente gradito anche per la sua veneranda età. Siamo veramente onorati di avere con noi il professore Salvatore De Dona. Io leggo appositamente proprio per entrare nei termini, altrimenti si farebbe lunga. Mi hanno chiamato perché sono specialista di lingue della preistoria, sono glottologo semitista. 190 anni fa, va bene questa altezza? No, dico va bene. Langius scrisse di Gadoni che sui minerali nulla di certo possiamo proferire, pretendesi però che in 2 o 3 luoghi siano sicuri indizi di vitriolo e di allume. Quindi ha ragione Deita a scrivere che sino a secoli recenti i vari e ricchi giacimenti erano ignoti all'esterno, per tanti motivi. Ma tralascio l'argomento perché a me si chiede di parlare soltanto di alta antichità. Quasi ogni parola al mondo è arcaica, quanto lo stesso genere umano, dobbiamo mettercelo in testa. Quindi risale la parola alle origini della formazione del linguaggio. La parola miniera evoca lo scafo, ma quando questa parola nacque non c'erano attrezzi da scafo. 10.000 100.000 anni fa il minerale si trovava in evidenza e lo si staccava dalla roccia con un bastone indurito. La parola miniera apparve all'inizio per soddisfare la vanità femminile. Suddividendola nei monosillabi ritroviamo miniera, nell'egizio min, amuleto, un genere di ornamento, dono portato all'altare, tempio, edificio commemorativo. A min affianchiamo l'egizio eri, modellare, sfoggiare, quindi mineli significò ornamento modellato dall'uomo, poiché oltre a questi c'erano allora ornamenti lasciati al naturale, come le conchiglie, le perle, il corallo rosso. Dall'egizio menera derivò il sardo manera, azione cortese. Infine, già nell'antico francese apparve finalmente minière col significato attuale. Simile trafila ebbe pure la parola metallo. Il greco metallon è concetto già evoluto e significa scavo prodotto dall'uomo. Ma nel più antico accadico madallum era solo la pietra preziosa, il cui significato si perpetuò nell'italiano medaglia, ossia dischetto prezioso da appendere al collo. Nell'oristanese gli antropologi registrano ancora sacqua madaglia,
che non è acqua metallica, ma acqua benedetta o anche acqua per gli esorcismi. È un'acqua di valore, come il Matallum, appunto. Vedete come le singole parole si uniscano concettualmente nel Mediterraneo. Anche Karallu in babilonese significò pietra preziosa, e non a caso il corallo rosso fu il primo a ornare le donne sarde e diede il nome persino alla primitiva Cagliari, detta Carallu, registrata da Tolomeo come Caralli, pronunziata Caralis dai Romani per la legge dell'accento che retrocede sull'antipenultima. Molti sbagliano associando la mina, l'esplosivo, alla miniera. Infatti mina apparve dapprima tra i Celti e poi tra i Francesi e derivava dall'egizio min, fuoco, fiamma, da cui l'esplosione bruciante, mina. Bene, oggi sappiamo che il bronzo arsenicale di Fontana Raminosa era unico e prezioso. Era adatto alla guerra, non aveva bisogno di stagno per indurire. Allora ecco spiegato perché Amsicora in mezza giornata salì a cavallo in Barbagia a reclutare la forza d'urto capace di ostacolare Roma. Le armi di qualità garantita erano forgiate solo qua. Di conseguenza anche i guerrieri professionali erano allevati solo qua. Oh no! Ma questa storia va narrata bene. Ansicora andò a reclutare Pellitos sardos, non sardos pellitos. Un sardo coperto di pelli non era utile a fermare Roma. Tito Livio non scrive sardos pellitos, ma pellitos sardos, perché a quei tempi esistevano pelliti in ogni nazione. A Roma erano chiamati velites, in Grecia erano chiamati peltastai, ossia pelliti con le aste. Bene, osservate il primo membro, no? Pelliti, peltastai, pelti, il primo membro di peltastai, pelliti con le aste, è uguale la parola. Pelliti, velites, peltastai erano guerrieri d'assalto. Veli in latino pellere, assalire, italiano impellente, che urge, che assale. Pellitos sardos, un epiteto così marziale da far nascere il nome maschile Pillitu, guerriero d'assalto, poi diventato cognome. Gaboni, possedendo il tesoro del bronzo arsenicale, fu anche l'unico villaggio capace di allevare pelliti, gente ricercata e pagata. E allora, perché stiamo ancora a farneticare sul problema degli Sciardana,
quando è Gadoni il luogo dove si allevavano i soli guerrieri dotati di armi durevoli, che andavano a costituire il corpo dei Marines imbarcati sulla flotta sarda alla conquista del Mediterraneo, i Sea Peoples. Quella era l'epoca nuragica e la Sardegna stava al colmo della potenza, talché Sandaliotis era nota come la guardiana dell'Occidente. In accadico Shantaliutu significa proprio questo, la guardiana dell'Occidente. Aprite i vocabolari antichi e lo vedrete. Non significa forma di sandalo, non significa forma di sandalo, poiché ai tempi dei nurages la Sardegna non si poteva misurare. Tolomeo arrivò soltanto nel 150 d.C. e prima si navigava coi portolani, ossia con un elenco nominativo dei porti capaci di accogliere le navi di cabotaggio. Le navi d'altura invece, come lo era la flotta sardana, navigavano con le stelle, e chiunque può trovare in YouTube la mia lezione dove spiego con cura scientifica che gli Sardana conoscevano il firmamento meglio dei babilonesi. A quei tempi la Sardegna era un polo d'attrazione nel Mediterraneo. Gli egizi la conoscevano come le loro tasche e la chiamavano Ichnusa, da Ich, terra verde, Nu, mare primordiale, Sa, pronome. Ichnusa significava la terra verde al centro del mare primordiale. Il mare primordiale per gli egizi era il Mediterraneo. Potete mettere un bicchiere che mi si sta seccando la gola. Però ogni popolo formava i nomi a suo modo. In accadico, per esempio, Ichnu significa lapislazzuli, come saprete, no? Turchese. Quindi Ichnusa per loro era quella del profondo mare blu. O forse l'amico Deida, Walter Deida, mi ha messo la pulce nell'orecchio col suo libro favoloso, incredibilmente bello, quella del profondo blu, o forse quella delle pietre blu. Se la seconda interpretazione non inganna, una marea di pietre verdi e blu occhieggiava soltanto a Fontana Raminosa. Le vie di transumanza erano le primitive autostrade della Sardegna. La via più corta, seguita da Ansicora nel reclutamento, univa Gadonia a Tarros fino a prova contraria, passando per Laconi nel nodo di Usellus Fordongianus sulle colline di Villa Urbana e raggiungeva i tre campi idani, i campi vitati, verdeggianti di vernaccia. Essa fu protetta dal giudice Mariano col codice agrario, poi inglobato nella Carta de Logo.
Non a caso Gadoni appartenne al giudicato di Arborea ed era soggetta all'arcivescovo arborense. Tarros era assai prossima a Gadoni. S'arricchì, fiorì e divenne famosa e dagli altri popoli fu chiamata Tarshish, così famosa che 2 secoli fa venne saccheggiata da orde di intellettuali assatanati nel bottinare i gioielli delle tombe dei sardi. Langius celebrò l'immenso valore, il grande coraggio dei gadonesi 190 anni fa nella sua mastodontica opera. I pellitos sardos da Gadoni giungevano a Tarros a piedi in 2 giorni o a cavallo in mezza giornata e da lì cominciava la loro avventura. In Egitto furono chiamati dal nome mediterraneo dell'isola Shardana, o in certi testi Shardeno, in altri testi Shardina. E siccome ogni parola egizia può essere capita soltanto divisa in sillabe, abbiamo Shardana, da cui eliminiamo il suffisso na, che in Egitto e nel Mediterraneo è un suffisso di origine, significa proveniente da. Le 2 sillabe sharda sono le stesse di Erodoto, sardo, che in sumerico significa giardino integrale, ossia, obbedendo all'idea dei tempi, paradiso terrestre. Non a caso questo nome fiabesco fregiò la moglie del principe Tirreno, colui che portò la flotta libia in Etruria. La Sardegna, paragonata al paradiso terrestre per le ricchezze, spesso fu chiamata in greco Argyrofleps, quella dalle vene d'argento, e pensiamo a Gadoni e anche alle miniere del Sulcis. Erano senz'altro gadonesi quei giovanotti che al galoppo fecero la più sanguinosa bardana della storia, annientando Usellus, un villaggio dove perdurava l'odiosa colonizzazione romana. Da Gadoni partiva la via di transumanza più corta, ma iniziava pure la transumanza più lunga, quella per Cagliari. Grazie ad essa si consumò la successione dinastica nel marchesato di Laconi, questione di donne, cunnus teterrima belli causa. Un sicario di Gadoni galoppò per un giorno, sostituendo il cavallo presso amici stanziati lungo le tappe. Arrivò a Cagliari, assassinò il marchese a viso scoperto, salì sugli stessi cavalli rifocillati. Nell'arco solare aveva percorso 200 chilometri, aveva dormito nel proprio letto e si era fatto vedere a Suzzilleri, dove un uomo incontra gli amici per il sorso del cognato. È interessante, catturato e processato, fu mandato assolto in nome di Dio perché l'impresa non aveva spiegazioni umane. Al tempo di Nurages la Sardigna era potente, al nome sumerico sardo si aggiungeva gna, parola sumerica che significa patria. Quindi Sardigna da decine di millenni significa patria dei sardi. Questo lo ritrovate nei dizionari che sto citando. Questo termine geografico non ebbe alcuna relazione con l'aggettivo accadico dannu, potente.
Di questo si fregiò la tribù di Dan, i danesi, il fiume Don, pronunciato Dan, il Danubium, che significa fiume potente, il Rodano, che significa quello che scorre potente. I nuragici espressero in altro modo la potenza, e sarebbe disonesto intestare la loro potenza all'apporto di altri popoli. Quindi è meglio ascoltare i greci ed accettare che la regina Ecuba fu strappata da Troia in fiamme soltanto per andare schiava a un principe greco. In ogni modo, l'isola era frequentata liberamente da tempi immemorabili. Stando ai cognomi sardi, tutti sanno che io ho scritto il libro dei cognomi sardi, una massa di commercianti arrivava dall'Egitto ed i matrimoni misti lasciarono cognomi splendidi come Perra, un arcaico nome muliebre che significa tempio di Ra, tempio del dio Sole. Anche i commercianti della Libia lasciarono dei cognomi, più che altro erano nomi di nostalgia come Turra, nel sassarese ce l'abbiamo, da Turra, l'antica capitale della Libia, o come Idda, da Hilde, l'antico nome di Sardis, la capitale storica della Libia. Altri cognomi svelano il puntiglio dei sardi di identificare gli stranieri trapiantati come Fenu, il Fenicio, o Soru, l'Assiro, o Nurki, il Vichingo. Nurki, in sumerico significa quello della terra dei bagliori, quello delle aurore boreali, per intenderci. Ma questi biondoni con gli occhi verdi chiamati Nurki non venivano dal nord, dalla Norvegia, ma dalla Sicilia occupata dai Normanni. Normanni, tra parentesi, significa i guerrieri delle aurore boreali. Man significa guerriero in origine. Ecco, sto finendo, Allora, refluivano queste persone da noi per commercio e sposarono delle sarte, contribuendo a imbiondire gli abitanti di Ovodda e non solo. Di seguito in Sardegna proliferarono i cognomi patronimici in De, come De Idda, quelli della famiglia Idda. Non indugio sul cognome e toponimo Cirina, che va gestito con attenzione. Cito però Gadoni, e sto finendo, epiteto del dio Siro-Fenicio della natura, ma allo stesso momento è Aten, Aton, il dio solare degli Egizi, che generò pure il cognome sardo Atene, Azzena, Azzeni. Sotto questo aspetto Adoni è in compagnia di tanti luoghi sardi dedicati al sole, magari menzionati con altro dei tanti epiteti solari, perché ce n'erano tanti di epiteti relativi al dio sole, come Ballao, Palau, Punta Parai nel margine, Balai presso Porto Torres, derivati tutti da Baal, un epiteto egizio del sole che significa creatore dell'universo. Cioè non è vero che fu solo Akhenaton il primo monoteista, anche la Sardegna, come ho scritto nel mio libro sulla religione, era monoteista molto prima degli ebrei addirittura. Baal, detto in egizio Baar, riempì la Sardegna di toponimi diventati Baluirde, cioè Baal, colonna del cielo, in accadico,
oggi trasformati in Valverde, la Madonna di Valverde. Vedete come i monaci bizantini trasformarono tutto appena arrivati in Sardegna. Irde, colonna del cielo, è cognome sardo, ma contaminò l'Italia col cognome Verde, Verdi, Verdone. Verdone significa appunto Baal, dio dell'universo. Baal si trova pure a Gadoni, era adorato pure a Gadoni. Una delle sue antiche chiese, erano due, no? Una era dedicata a Baal, poi divenuta San Nicola di Bari, l'antica città Bari, anche in Italia abbiamo un sacco di epiteti di Bari. Bari era intestata al dio Baal. E per chiudere volevo dire un'altra brevissima cosa. Avete citato abbondantemente Santa Barbara, la dea delle miniere, dei minatori, e anche degli artificieri. Anche qui devo deludervi un po'. Anche Barbara è collegata al dio Baal. Era la cosiddetta aredra di Baal, la moglie di Baal. Tutte le religioni antiche gli dei avevano la propria moglie, come ancora esiste ancora nella religione cristiana, la tradizione della Madonna. Barbara, prima che arrivassero i preti bizantini a capovolgere tutte le nostre conoscenze, significava in egizio orgoglio di Bar. E ho finito con la parola bar, ce la ritroviamo in Sardegna per dire che tutte le lingue erano uguali allora, prima di Cristo. Bar, ce la ritroviamo in Sardegna, orgoglio, orgoglio di Baal. Bar, ce lo ritroviamo in barra, colui che fa la barra, l'orgoglioso. Vedete come il mondo si rimpicciolisce cercando di studiare le lingue antiche. Io ho terminato, scusate per tempo.